TASI, in italiano significa paga, in veneto taci. La tassa al veleno spacca i partiti, incrina il governo, accende la rabbia delle categorie economiche e manda su tutte le furie i sindaci che si sentono ridotti al ruolo di esattori di uno Stato feudale. Siamo un po' stanchi di questo trattamento non alla pari come lo Stato, così è previsto dalla Costituzione, ma bensì come dei sudditi. I sindaci veneti si preparano a scendere in guerra contro la Tasi. C'è bisogno di risorse per garantire i servizi, ma la Tasi, così come è concepita, non piace a nessuno, anche perché persino l'aliquota massima, considerati gli abbattimenti, non basterebbe a coprire le esigenze di bilancio di tutti i comuni. Mancherebbe ancora la bellezza di 1,5 miliardi di euro. O lo Stato si impegna a versare ai comuni pro capite il 1,5 miliardi, oppure i comuni non saranno in grado nel 2014 di dare i servizi corrispondenti agli anni scorsi. Se l'IMU è uscita dalla porta, la Tasi è entrata dalla finestra. Il governo continua a cambiare nome alle imposte comunali, ma il risultato è sempre lo stesso. C'è bisogno di chiudere in pareggio i bilanci municipali. Io credo che con la Tasi si dovrà comunque garantire il pareggio di bilancio dei comuni, per cui più o meno il prelievo sarà quello dell'anno scorso. Il governatore veneto Luca Zaia lancia l'idea del boicottaggio della Tasi, ma i sindaci su questo sono scettici. Se il cittadino non versa, risponde lui delle sue penalità. Allora un conto è discorrere, un conto è andare sul lato concreto. Qui non è questione di disubbidire, perché pagherebbe il cittadino, è di convincere lo Stato italiano che è fuori strada. Io credo che se tantissimi sindaci si presentassero sotto le porte del governo qualcosa potremmo anche ottenere. Diversamente, se continuiamo a muoverci in maniera sparsa o con i proclami, difficilmente otterremo dei risultati. Sono andate ad assediare le porte del governo? Ma potrebbe anche essere una proposta. Insomma, i sindaci sono pronti a un atto di forza. Nella cabina di regia del Lanci Veneto, riuniti attorno a un tavolo come sceneggiatori, stendono la trama della marcia su Roma. L'ultimatum al governo è fissato per il 29 gennaio. La protesta, ma non solo, con la rottura dei rapporti in conferenza Stato-città, che è una cosa molto più importante, è un segno molto più eloquente quello. Non vi parlate più? Questo è l'obiettivo se non ci saranno risposte. O qui si va in fondo alla situazione o consegniamo le fasce.